Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo qui a Palazzo Ferrofini, Regione Veneto. Siamo e sono in prima persona particolarmente felice di ospitare e patrocinare, come abbiamo fatto per mezzo della nostra Ulse 9 Scaligera, la prima edizione di quella che speriamo diventerà presto una nuova tradizione del territorio, perlomeno della provincia di Verona, ma del Veneto sicuramente, che si tratta appunto di questa Bovolone in festa, questo torneo, diciamo, manifestazione scacchistica meravigliosa. Io mi sento di ringraziare tutti i convenuti, in particolare gli organizzatori, il Circolo Scacchistico Padovano Guido Cortuso, nonché le associazioni scacchistiche veronesi, il Comune di Bovolone arrivato in forza e dopo li ascolteremo, e ovviamente l'ULS 9 Scaligera con la nostra direttrice che saluterò dopo. Quando l'assessore Anna Maria Ferrazzano, che oggi porta la fascia in sostituzione, sì, se vuole venire, dottoressa Anna Maria può anche accomodarsi, in sostituzione del sindaco Alfredo Pozzani, come sapete è impegnato all'estero in Cina per questi accordi bilaterali tra Bovolone, grande distretto del mobile, e appunto il paese cinese, insomma, quindi complimenti a lui che è così impegnato, però ha una grandissima squadra e qui l'abbiamo vista ed è perché è con noi oggi. Quando me ne ha parlato Anna Maria di questa iniziativa sono rimasto subito entusiasta, per motivi anche miei personali, familiari, perché mio padre è un grande appassionato di scacchi, ha una collezione di scacchiere collezionate appunto da tutto il mondo, dai viaggi che ha fatto, quindi realizzati anche con materiali locali, con le figure tipiche locali, ed è veramente una cosa che fa parte della mia famiglia. Io ho sempre giocato fin da bambino, il mio unico fratello ha insegnato sempre scacchi nelle scuole, mio figlio è campione di scacchi del suo istituto e partecipa ogni anno ai torneo provinciale. Siamo una famiglia, sì, non di campioni, però di appassionati che riconosciamo il valore che ha questo gioco meraviglioso. Io lo definisco uno dei pochi ambiti in cui un bambino può battere un adulto. E non perché lo lasciano vincere, no? Come spesso si fa quando un adulto gioca con un bambino, ma perché il bambino può risultare più bravo. Si leggono spesso queste notizie, no? Di bambini prodigio che battono i grandi maestri, i grandi campioni, e questo è davvero incredibile. Il suo grande valore è anche nell'essere un gioco intergenerazionale, perché sono pochi i giochi che uniscono le generazioni in questo modo, dove un nonno può giocare con il nipote. Ecco, quindi hanno un valore incredibile, soprattutto in un'era in cui, come dico io, i figli assomigliano di più ai loro tempi che ai loro padri, e quindi tutta l'evoluzione tecnologica della nostra società fa sì che i figli siano molto diversi dai propri genitori e ancora di più dai propri nonni. Se c'è un modo per legare e giocare insieme, penso che sia bellissimo. Gli scacchi hanno una storia incredibile, sono nati, se non sbaglio, in India nel 600, quindi parliamo di 1400 anni fa. È un gioco eterno, avviato verso l'eternità, che fa parte del genere umano in maniera indissolubile. È un ponte fra le culture, è un collante internazionale, perché è praticato in ogni paese del mondo, è in un certo senso un linguaggio universale che unisce tutti i paesi del mondo. Non voglio spoilerare e raccontare i dettagli della giornata del 24 novembre, però mi limito a dire che gli scacchi e questa giornata sono veramente un'opportunità splendida per far uscire in particolare i nostri ragazzi dallo schema quotidiano che vede il cellulare come centro di gravità permanente delle nostre vite. Lo smartphone è e rimane uno strumento eccezionale con delle potenzialità incredibili, però è anche molto pericoloso, lo sappiamo, nasconde delle insidie, che non è insomma il tema di oggi, però questo è un ottimo modo per ricordare ai nostri ragazzi che là fuori dai social, esiste un mondo di cose meravigliose, e gli scacchi rappresentano ovviamente una di queste. Gli scacchi allenano la mente, che è uno dei, migliorano anche la mente come uno degli slogan, l'allenano appunto a ragionare, e al giorno d'oggi anche questo è molto importante, perché io vedo che si agisce sempre di più distinto, si prendono sempre più decisioni di fretta senza ragionare, e proprio il ragionamento nella nostra società, la riflessione viene sempre meno. Ecco, invece gli scacchi secondo me allenano proprio ad avere la giusta calma, ecco, per pianificare la partita ma anche la propria vita. Quindi 24 novembre tutti a Bovolone e viva gli scacchi. Detto questo,
Andiamo un pochettino alle presentazioni. Per quanto riguarda il comune di Bovolone, abbiamo detto che c'è la nostra Anna Maria Ferrazzano, che è assessore alle politiche sociali. Poi abbiamo l'assessore all'istruzione e alla scuola, signora Silvia Trarivi, grazie anche a lei. Spero di non dimenticare nessuno. Abbiamo anche che parlerà per ultimo il nostro consigliere Michael Ferrari, che ha la delega allo sport, è anche giovane e quindi è giusto chiudere con lui. Abbiamo dalla Comune di Bovolone anche il consigliere comunale dottor Vincenzo Camarda, benvenuto anche lui, il comandante dei Vigili Urbani Mario Cacciolari. E grazie. E poi abbiamo la nostra direttrice, dottoressa Patrizia Benini dell'ULS 9 Scaligera, che si è insediata non da molto tempo, e quindi un grande in bocca al lupo per il lavoro che ha cominciato a fare da qualche mese e che dovrà fare nei prossimi anni, ed è ovviamente affiancata al direttore del sociale, dottor Felice Nava, che ascolteremo anche lui. E poi abbiamo il rappresentante della Federazione degli Scacchi, il dottor Tino Testolina, credo che ascolteremo ovviamente anche lui. Credo di non aver dimenticato nessuno, quindi direi Anna Maria Ferrazzano, poi il dottor Nava dell'ULS, sa piacere, si avvicenda alla dottoressa, il dottor Testolina e infine Michael Ferrari per lo sport e per il comune di nuovo di Bovolone. Prego, Anna. Ringrazio questa occasione, ringrazio l'amico Marco Andreoli, presidente del terzo settore, ringrazio tutti i miei assessori e consiglieri, ringrazio soprattutto il direttore generale ULS 9, la dottoressa Patrizia Benini e il dottor Felice Nava di avermi accompagnata in questa scelta di riunire sotto un unico tetto i giovani, perché 13 maggio, rientrando da un viaggio, e tutto è nato lì, che ho assillato il mio sindaco che vi saluta, Orfeo Pozzani, rientrando da un viaggio dove la stanchezza era proprio ai limiti, e sono entrata alla squadra nazionale nel mio vagone di nazionale di scacchi, quindi erano ragazzi giovanissimi con questa maglietta azzurra e con lo scacco disegnato davanti, e a un certo punto ho visto che le famiglie erano unite, si parlavano fra di loro, i genitori parlavano con altri genitori e con i figli e parlavano di tutte le strategie che avevano messo in campo durante questa disputa che avevano fatto a Pescara. E lì ho visto unione, non ho visto divisione, io ho visto strategia. Allora, ritornando da questo viaggio, ho parlato subito con il mio sindaco Orfeo Pozzani, ho detto non tutti i giovani hanno questa capacità fisica, molti giovani non amano fare attività sportiva, però magari ci sono altre culture per riunirli e motivarli e allontanare dallo smartphone, come diceva il collega Marco Andreoli, il dottore. Cioè, il messaggio che noi vogliamo dare non c'è solo potenza fisica e quindi cultura in quel senso di sport, ma c'è anche un'altra potenza che è quella mentale e di correzione, di concentrazione. Ecco che lì mi è venuto e la squadra mi ha accompagnato, anche l'ULS 9 mi ha supportato, e io ringrazio. Quindi il 24 di novembre si realizzerà, grazie anche al presidente della Federazione Scacchi Tino Testolina, tutti mi hanno accompagnata in questa idea, in questa manifestazione scacchistica. Quindi io ringrazio tutti, Bovolone vi aspettiamo anche il collega dottor Andreoli con suo figlio campione, ci saranno tanti campioni che già si sono iscritti, fra cui c'è anche il figlio della mia caposala, che è un campione, e quindi io sarò lieta di accompagnare la giornata anche con altre sorprese, sempre per i giovani. Grazie. Grazie alla dottoressa Ferrazzano. Se vuole venire il dottor Testolina a raccontarci qualcosa di più tecnico, non so se magari vuole dirci anche in quella giornata lì le 3 gare che verranno disputate. Buongiorno a tutti. Grazie per l'invito, grazie al Comune di Bovolone che ho l'opportunità di dire 2 parole in questo contesto. È stata una sorpresa per me che nella pianura veronese
arrivasse un comune a chiedere di fare un torneo di scacchi. Attualmente noi come scacchi, come movimento scacchistico nazionale, rispetto ad alcuni anni fa abbiamo raddoppiato gli iscritti, grazie alle regine degli scacchi, grazie a tanti tornei, grazie purtroppo anche al Covid, per cui non si poteva fare altro e da casa col computer, invece di giocare ad altri giochi, gli scacchi hanno avuto un continuum di partecipazione, anzi abbiamo trovato anche attraverso il computer la possibilità di giocare a livello internazionale. Però noi ci teniamo più di tutto, come è già stato detto in precedenza, a giocare di persona, in presenza. È tutta un'altra cosa, bisogna provare. Ecco, perché noi avremmo, penso in Italia, milioni di giocatori online, però in effetti quelli che si iscrivono e si mettono in gioco durante i tornei sono molto molto meno, e quindi noi abbiamo accolto con grande fiducia, sperando che ce ne siano altri che lo fanno, come il Comune di Bovolone, che hanno iniziato un'attività scacchistica, diciamo che tutto sommato è uno sport abbastanza di nicchia, ma quando io parlo all'interno del CONI dico che tutti i giocatori dovrebbero imparare a giocare a scacchi, perché al di là della forza fisica è quella mentale che è il quid in più per superare l'avversario. E come diceva anche il consigliere dottor Andreoli, i giovani fanno bene gli scacchi perché devono pensare un po' di più. Di solito prima agiscono e poi pensano. Qui bisogna pensare perché altrimenti la partita è persa. Chi riesce ad abituarsi a pensare, che poi durerà tutta la vita, non solo negli scacchi ma nella vita di tutti i giorni, ecco, avrà un quid in più per risolvere i suoi problemi. E bisogna pensare anche perché la società al giorno d'oggi è molto più complessa di una volta. Le istituzioni, il modo di fare, di lavorare, di agire è molto più complesso. Prima si è accennato alla nascita degli scacchi a livello in sé, però io, e con questo vorrei concludere, anche perché il movimento scacchistico nel Veneto si sta veramente alzando. Adesso da quest'anno avremo una scuola di scacchi, ovviamente privata, perché istituzionalmente non ce lo possiamo permettere, dove ogni settimana 2 lezioni ogni settimana per circa 20 settimane, e andiamo a finire in primavera, poi ci sarà una preparazione specifica per i ragazzi che faranno i campionati italiani. E a livello di ragazzi il Veneto è una regione temuta a livello nazionale. E quindi noi ci teniamo. Ecco, noi abbiamo molti ragazzini che durante un torneo di scacchi incontrano gli adulti di pari livello, ma a volte gli adulti rinunciano quando ci sono troppi ragazzini iscritti. Perché i ragazzini hanno il punteggio come i tennisti, no? Si chiama punteggio elo. Ma l'elo di un ragazzino è messo così, l'elo di un adulto è messo così. Perché purtroppo, però anche agli adulti fanno bene gli scacchi, perché costringono a pensare, a riflettere, e quando il cervello pensa, riflette ed elabora, tutto il fisico è proteso a questo e quindi decade più lentamente, diciamo. Ecco. E allora, per quanto riguarda la nascita degli scacchi, non a livello mondiale, europeo, ma nel Veneto, io, visto che l'abbiamo pubblicato come comitato regionale, abbiamo dato un contributo, ma voglio donare questo libro di Pre Lorenzo Busnardo, che sembrava un giocatore spagnolo, e invece era un giocatore di Casoni, vicino a Bassano del Grappa. Un nostro giocatore appassionato di archivistica, che ancora lo fa come mestiere, ha fatto questa ricerca e ha trovato che invece era veneto, non italiano, veneto, della seconda metà del Cinquecento, e da questo e altri sono nate
e si sono formate le regole moderne del gioco degli scacchi. Ecco, io mi pregio fare un dono alla Regione, che così c'è anche questo volume che arricchirà per quello che potrà fare. Grazie. Prego. Grazie mille. Lo lasciamo anche a chi verrà dopo di me, perché dopo facciamo anche una foto tutti assieme. Comunque grazie. No, ha citato Bassano, mi è venuto in mente che vicino a Bassano c'è Marostica, che è famosa in tutto il mondo per la partita di scacchi viventi. Non so se ci siete mai stati, io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo e penso non sia un caso magari se proprio lì... Le dirò di più, eh. visto che lei ha citato le scacchiere, perché il comune di Marostica sta cercando di fare un museo proprio di scacchi, di scacchiere, e a Vicenza il trasloco lo abbiamo fatto il 28 di settembre della biblioteca della Federazione Scacchistica Italiana. 5.000 volumi, 8.000 fascicoli di riviste. E comunque gli scacchi sono lo sport le cui pubblicazioni sono maggiori di tutti gli altri sport messi insieme. C'è una ricchezza di scritti, di studi che si fanno che tutti gli altri sport messi insieme non ce la fanno. Poi ci sarebbe un dato curioso, ve lo dico perché l'ho saputo nei miei 10 anni di presidenza. Allora, la quantità di partite a scacchi che si possono fare è un numero finito. Sembra infinito, ma non lo è, perché 64 sono le caselle, non sono di più. Però il numero di partite potenzialmente che si potrebbero fare sono 10 alla 120. Un numero che sì, non è possibile. Beh, gli atomi dell'universo sono 1 alla 79 di tutte le galassie conosciute, gli atomi. Ecco perché consideriamo questo numero delle partite che si può fare infinito. Non è infinito, però è un numero impossibile. Però è più grande dell'universo, conosciuto perlomeno. Quindi Grazie dimensioni per personali. l'attenzione. Complimenti, molto interessante anche questo numero che ci ha dato, me lo ricorderò sicuramente. Bene, andiamo avanti allora adesso con l'intervento dell'ULS 9, se ha piacere di venire qui accanto a me il dottor Felice Nava, il direttore appunto del sociale, che ci dà il suo contributo. Grazie. Grazie Presidente. Credo che oggi veramente questa iniziativa rappresenta una straordinaria intuizione. Il fenomeno dell'isolamento sociale, soprattutto più giovani, quindi i ragazzi, è un fenomeno in crescita che assume, voi sapete anche il fenomeno del hikikomori, no? Un fenomeno in cui nato in Oriente, in Giappone, ma che si sta diffondendo anche da noi. I nostri servizi sono impegnati anche nel gestire sempre più questi ragazzi che vanno in isolamento, lo ricordava il consigliere, in cui poi le relazioni diventano sempre più povere e quindi questo ha un'implicazione importante anche rispetto a quelle che sono poi le potenzialità che i giovani ragazzi hanno il diritto di sviluppare anche in termini di crescita e di opportunità per l'intera comunità. In questo senso le riflessioni che faceva anche il Presidente mi hanno anche aperto a una considerazione importante. Dal punto di vista clinico, io sono specialista delle dipendenze, fino a qualche mese fa dirigevo l'UOC Dipendenze di Verona e penso come un aspetto di grande vulnerabilità nei giovani che consumano sostanze anche l'incapacità di gestire gli impulsi, le emozioni negative e quindi anche il grande potere che può avere questa opportunità, il gioco degli scacchi, che rappresenta quindi non soltanto un elemento, come ricordava anche l'assessore Ferrazzano, per relazionarsi, socializzare, ma anche per rafforzare quelle che sono
le capacità cognitive di controllo e quindi anche protettivo rispetto a quelli che possono essere anche tutte quelle condizioni che possono poi portare anche al consumo patologico di sostanze e a tutti quei comportamenti disfunzionali. Quindi un'iniziativa straordinaria di cui come azienda Uso noi siamo molto contenti e onorati di far parte, e soprattutto io credo che sia anche l'inizio di un'occasione poi per sviluppare e per diffondere una cultura che coinvolge in maniera anche, altro aspetto positivo, transgenerazionale, quindi i giovani, gli adulti, anche i più anziani, e che questo mi piace anche pensare che ci possa essere anche una prospettiva in questo senso, anche in termini di prevenzione e di riabilitazione, soprattutto per le generazioni più giovani che indubbiamente hanno diritto anche a crescere in una comunità sana. Quindi grazie, complimenti ancora, e veramente molto felici, molto contenti di essere parte di questa iniziativa. Grazie. Grazie a lei, dottor Nava, per quello che fate quotidianamente per i nostri ragazzi che dal Covid in poi in particolare si affrontano un periodo della loro vita non semplice, in una società sempre più difficile. E possiamo andare alle conclusioni col nostro Michael Ferrari, direi. Non resta, sì, credo nessun altro che magari ci dice anche un po', ero curioso, esatto, magari che venisse detto un pochettino la modalità rapid, la modalità open, non so se siamo pronti per spiegarlo a chi non è esperto, e poi l'Under 16, questo si capisce, insomma. Quindi Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti i presenti, ringrazio nuovamente la Regione per averci colto anche oggi in questa bellissima sala per presentare questo magnifico evento, ringrazio la Federazione Italiana Scacchisti, per noi è un onore e un piacere portare a Bovolone questa manifestazione, questo sport, perché diciamolo bene, questo il mondo degli scacchi è uno sport certificato dal CONI. Il gioco degli scacchi, come dicevi anche te prima, è un mondo dove si impara a ragionare, si impara l'abilità, la concentrazione. È uno sport praticamente sano, dove si fa aggregazione, si fa amicizia. Io mi ricordo mio nonno che da piccolino mi insegnava a giocare a scacchi. Al giorno d'oggi vedo che questa passione dei nostri, diciamo, genitori di adesso sta un po' perdendo di valore. Quindi mi auguro io che con questo evento che porteremo a Bovolone i ragazzi, i bambini, i genitori ritornino ad appassionare in questo mondo fantastico che sono gli scacchi. E, sicuramente questa giornata si distribuirà in due tornei, uno è amatoriale e l'altro è quello dei tesserati degli scacchisti, per tutta la giornata. E niente, concludo lanciando una mossa al nostro presidente federale degli scacchisti, che se quest'anno portiamo questo bellissimo evento a Bovolone, ci auguriamo magari il prossimo anno di portare un campionato italiano. Io ringrazio e vi auguro buona giornata. Grazie Michael Ferrari, con questo auspicio che sottoscriviamo tutti, sarebbe bellissimo. Intanto facciamo una prima edizione coi fiocchi e poi che diventi la regola, e appena sarà possibile un bel evento nazionale sarebbe stupendo, peraltro in un comune che è dotato di spazi e è attrezzato, diciamo, con delle strutture a livello sportivo che fanno invidia a tanti, ecco, che Bovolone veramente ha progettato nel tempo e pianificato come pochi altri comuni. Penso che sia una sede autorevolissima, ecco, per questo. Bene, direi che non ci sono altri interventi e possiamo solo che ribadire domenica 24 novembre tutti a Bovolone. Grazie a tutti.